E allora, 1500 migranti all'interno di una ex base militare, con loro anche una quarantina di donne. Una situazione sicuramente difficile, chiaramente, da gestire anche per la stessa cooperativa che gestisce il centro. Sempre con l'avvocata Aurora D'Agostino ci siamo fatti raccontare un po' come era andata la sua ultima visita all'interno del campo proprio a questo proposito. Sentiamo cosa ci ha detto. Io sono stata in maggio dentro il campo di Cona, c'erano 500 persone già in condizioni estremamente precarie. Quando sono tornata in novembre era verso la metà, oltre la metà di novembre, quindi un mese prima, diciamo un mese e mezzo prima di quello che è avvenuto. La situazione era veramente oltre ogni limite. Lì c'erano più di 1500 persone, c'erano donne, ci sono minori, questo è un altro aspetto che sicuramente, o quantomeno, non so se dichiarati o meno, ma sicuramente persone giovanissime. E quella situazione, su quella situazione io mi ero soffermata a lungo anche a parlare anche con Borile, con Simone Borile, il factotum, diciamo, di Ecofficina di quel centro, proprio per capire quali servizi dedicati venissero garantiti alle donne in quella situazione, perché mettere 40 donne in un campo di 1540 uomini è ovviamente una situazione non sostenibile. C'erano delle stanze che ho visitato sia in maggio, perché in maggio ci avevano detto che le donne lì passavano soltanto una notte, donne minori, e che avevano delle stanze apposite. Io sono andata a vederle quando erano vuote, non c'erano donne ed erano veramente delle celle, ma delle celle. A novembre, dopo aver chiesto appunto a Borile quali servizi dedicati avevano, ci ha parlato di una psicologa, ci ha parlato di operatori dedicati che le seguivano passo passo, eccetera. Siamo andati a vedere insieme queste celle, perché sono 2 celle abitate. E la Borile ha aperto la porta e dentro c'era un maschione. Allora, insomma, questi operatori dedicati forse erano un po' distratti, ma la Ecco, questo è il racconto di una visita alla quale ha partecipato anche lei, Paglia, vero? Sì, sia l'una che l'altra. Ecco, un aspetto sicuramente delicato è quello del controllo all'interno della base, un controllo che viene delegato di fatto alla cooperativa. Sì. Noi abbiamo visto, prima abbiamo visto le auto della polizia, i mezzi della polizia all'esterno, però all'interno serraino tutto resta, sì. e questo non crede che sia pericoloso? Sì, sicuramente è pericoloso, perché parliamo comunque di un insieme, diciamo, di persone veramente consistente. Se però poi ci mettiamo un attimo su mano sua coscienza e diciamo bene, allora abbiamo 1500 persone stipate purtroppo come gli animali, quante forze dell'ordine servono? Cioè, è un problema, perché già siamo in pochi, già abbiamo i nostri problemi. Cioè, o le prendiamo dal territorio le poche forze dell'ordine che ci sono e li dislochiamo lì, a far controllo anche interno, però tutto il resto del territorio, le strade, i capoluoghi di provincia rimangono senza. È ovvio che credo che sia impossibile onestamente per una cooperativa riuscire a fare un controllo serio all'interno di questa struttura, perché sono in tanti e loro saranno in pochi, perché se purtroppo sono accaduti anche episodi anche di violenza, abbiamo anche visto anche negli ultimi, si vede anche in YouTube che ci sono stati che purtroppo si mettevano le mani addosso l'uno con l'altro, e lì le fonti, appunto quelle diciamo un po' di colleghi che erano lì, che se le davano di santa ragione, ma per questioni precedenti di problemi etnici, diciamo così, una banda contro l'altra. Di gruppi. Ok. Dopo è ovvio che il questore, ovviamente in questo caso quello di Venezia, dice sì, ci sono dei problemi, mandiamo il reparto mobile della Polizia di Stato e anche il battaglione di carabinieri per un attimino contenere un pochino il disagio, perché lì ovviamente stiamo parlando, sì, siamo in mezzo a una campagna,
una zona dispersa, però sono sempre 1500 persone, ormai 1400, quindi secondo me è veramente azzardato, ahimè, far gestire a questa idea cooperativa, che già avranno un altro incarico, perché dovranno, voglio dire, anche un pochino rendere un po' più accettabile la vita di queste persone all'interno di una caserma, perché alla fine stiamo parlando di una caserma dismessa e purtroppo non è un residence. Parliamo di una tendopoli, perché la caserma... Sì, poi sono state realizzati due strutture. Quelli che vivono nelle strutture certo, della caserma però sono credo che l'avvocato che parlasse prima... Le chiamate celle sono delle stanze della caserma. No, quelle chiamate cella ai tempi della caserma erano celle. Cioè, erano le camerate sono alte, ci stavano gli uomini. Ma le donne che diceva appunto prima... stavano dentro degli ufficetti, che non sono le camerate, uno si immagina le camerate della caserma, cioè luoghi con dimensioni atte a dormirci. Ma sei sempre all'interno di una caserma comunque, non è che sei no, però se io in casa mia, per quindi... essere chiari, mi mettono a dormire nello sgabuzzino, sono sempre all'interno di casa mia, ma lo sgabuzzino è una cella, ecco. No, tanto solo per capire di cosa parliamo. Ecco, ma Paglia, ecco, ma qual è stata allora la sua impressione? Ecco, l'Agostino parlava anche di giovanissimi, ha detto non so se minori effettivamente o meno, ma anche questa situazione è difficile anche per le donne, che ovviamente erano una minoranza. Ma non c'è dubbio, ma le donne, come ha detto giustamente l'avvocato, non ci dovevano stare. Cioè le modalità di gestione di quel campo, quando diciamo eravamo ancora in una condizione che allora si diceva provvisoria e gestibile, non prevedeva la presenza di donne. Le prevedeva in transito, perché diceva allora la prefettura: quando c'è la volta che improvvisamente arrivano 4 per la prima notte e per una notte, in condizione, si pensava al massimo 8 o 10, si mettono appunto in queste celle, ma con l'intenzione poi la mattina successiva immediatamente di destinarle all'accoglienza. Infatti, con grande nostro stupore, la successiva volta erano una ventina, e quando stavolta siamo tornati ci hanno detto che ormai erano 40, ma che non erano più 40 in transito, ma erano 40 stabilmente soggiornanti all'interno della struttura. Cioè, lì uno... Ecco, voi cosa avete fatto a questo punto? Quando avete appurato la situazione? No, ma io la prima interrogazione che ho fatto, questo però il Ministero, in cui uno la prende in dettaglio, c'è tutto. I numeri, le potenziali carenze sul piano del riscaldamento, dell'igiene, eccetera, eccetera, l'allarme rispetto al presidio sanitario. Quindi tutto è stato segnalato in pratica? A metà novembre. Cioè, non che da metà novembre a fine dicembre, però in un mese, perché anche il lavoro che fa un parlamentare, altrimenti uno dice cos'è, cioè non c'è neanche collaborazione fra le istituzioni, perché se un deputato fa un atto ispettivo, entra fisicamente all'interno di una situazione, denuncia punto per punto con un atto ufficiale al Ministero dell'Interno una determinata situazione, ci si dovrebbe attendere che questa cosa venga presa in considerazione. Quindi io cosa devo dedurre? Che secondo il Ministero andava tutto bene così? Anzi, non solo tutto bene così, perché io ho denunciato che erano 1250, se non ricordo male, e c'era un'evidente situazione di sovraffollamento. Il risultato è che un mese dopo erano 1550. Interrogazione che non ha avuto ovviamente risposta, come non c'era avuto quella che avevo fatto a maggio, quando eravamo andati la volta prima, in una situazione, devo dire, allora diversa, perché appunto era la metà, cioè diceva l'avvocato erano 900, meno, secondo me anche meno di 900, ma diversi. Ma l'hai vista proprio crescere il problema. Sui costi, diceva prima, cioè i costi giornalieri per i pasti lì dentro sono 13 euro a persona. Vengono riconosciuti perché è un attimo, in realtà non c'è solo una cooperativa, certo. C'è una cooperativa che ha fatto una soluzione temporanea impresa come ditta di ristorazione, che prende 13 euro a persona al giorno. E il menù qual è? E il menù è, io tutte le volte che sono stato ho visto sempre lo stesso, e quindi mi verrebbe da dire sarà uguale tutti i giorni, o sono io che sono, diciamo, casualmente ogni giorno che arrivo io sa sempre lo stesso menù, è un piatto unico con del riso, uno spezzatino di carne e delle verdure lessate, appunto. A mezzogiorno e la sera. Cioè, ora chi ha un po' di esperienza anche di quei costi lì, uno fa poi due conti, no, 13 euro a persona, 1500 euro, 1500 persone residenti stabilmente, 30 giorni al mese.
E qui si fa e fai i conti a livello del business. Secondo me in una caserma di polizia a 13 euro al giorno non ci arriviamo, diciamo, a pagare. Noi? No, siamo neanche a 3 euro. Appunto. Siamo neanche a 3 euro. E mangiate meglio, cioè non mangiate benissimo nemmeno voi. Qual è l'azienda che gestisce il... Adesso il nome non lo ricordo, ma è un atto pubblico, basta andare sul sito della prefettura, c'è tutto. Sì. Tutto nero su bianco. Sì, assolutamente. Moretto, quali sono gli strumenti allora per poter intervenire? Allora, ci sono le interrogazioni parlamentari, voi come commissione d'inchiesta segnalate e poi cosa succede? Ma è evidente succede qualcosa? Ma è evidente che i parlamentari hanno questi strumenti, li utilizzano, poi le scelte immediate, soprattutto di carattere operativo, dovrebbero ovviamente spettare a chi ha poteri esecutivi. Io devo dire che comunque in questi mesi, non ovviamente qui per prendere le parti di nessuno, ma io sono al corrente dei tentativi che la prefettura ha fatto di svuotare Cona collocando queste richiedenti asilo in altri luoghi. E sappiamo tutti che c'è stato un diniego in tutte le occasioni e le prospettazioni di collocamento di queste persone. Quindi siamo d'accordo che la situazione di Cona non va bene perché ci sono troppe persone, perché vivono in situazioni non dignitose, bisognerebbe spendere meno. Su questo siamo tutti d'accordo. A questo punto entra in campo che dopo le critiche però ci devono essere anche le soluzioni o le proposte. Prima appunto il dottor Casel diceva non c'è un progetto, in realtà un disegno, parliamo sempre della prima accoglienza perché lei giustamente prima poneva anche delle preoccupazioni e delle riflessioni su una prospettiva di futuro prossimo, quando eventualmente chi sceglierà di rimanere in Italia rimane in Italia. Oggi ci occupiamo di una prima accoglienza che si deve tradurre in integrazione, in progetti di particolare corpo, perché queste persone stanno quasi 2 anni, se non di più, in attesa di una risposta. Ma se questo sistema funzionasse come da progetto e i tempi fossero ridotti, molte di queste persone, e i numeri lo dimostrano, sono intenzionati ad andare altrove. Non sono intenzionati a rimanere in Italia o per ricongiungersi con la famiglia che già vive in altri paesi europei, certo. O per motivi di lavoro. Il punto debole allora qual è? Il primo punto debole in assoluto è sicuramente quello relativo ai tempi e alle modalità burocratiche di gestione delle richieste di asilo. Il ministro Minniti si è mosso per prevenire, perché prima si parlava anche di fermare i flussi di migrazione è storicamente impossibile. Le persone si muovono per fortuna anche, ma hanno delle motivazioni. Di certo fermare dei flussi con i muri o con i respingimenti solitamente non funziona, perché comunque le persone trovano altri modi se ci sono necessità per passare. È ovvio che andare in Libia e in Tunisia in colloquio diplomatico con quei paesi significa avere in mente il fatto che alcune azioni, alcune scelte fatte nei paesi di provenienza possono creare le condizioni affinché queste persone non partano. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è quello di ridurre le procedure burocratiche e migliorarle. Il terzo è evidente che una volta che le persone hanno la protezione internazionale e il diritto di muoversi liberamente, queste possano farlo, quindi ci sarà chi decide di rimanere in Italia, e qui si pongono ovviamente anche le preoccupazioni che poneva il dottor Casel rispetto all'integrazione, alla cultura e a queste cose. Chi invece non ha il diritto alla protezione internazionale, ci deve essere la possibilità perché questa persona ritorni nel paese dal quale è partita. E qui oggi c'è un altro, e questo è un altro dei grandi problemi che in questo momento ci sono nella gestione del fenomeno, perché l'Italia ha l'accordo per il rimpatrio con solo 4 paesi. È vero che uno è quello da cui proviene la maggior parte delle persone, appunto, che è la Nigeria, però è evidente che questo non è sufficiente. C'è un lavoro internazionale, diplomatico, che va fatto, e in modo che la prima accoglienza sia veramente una prima accoglienza che dura pochi mesi e che possa essere gestita con il sistema SPRAR, che già esiste e già funziona in molti territori, che coinvolge i comuni, che crea gruppi più piccoli, più facilmente gestibili, che consente un miglior controllo dei costi, perché è evidente che se c'è un comune a gestire con una cooperativa 30 richiedenti asilo nel proprio territorio, è in grado anche di controllare che questa accoglienza sia fatta
con i termini corretti. Quindi cerchiamo di non sovrapporre anche fenomeni diversi che sono collegati ma che non hanno legame. Quello che non riesco... No, intanto scusami un secondo, io se abbiamo una situazione in Italia dove non si può più sostenere questa affluenza, ma manchi arrivano, gli diamo il primo soccorso, voli charter, li rimandiamo da dove sono venuti, perché noi facciamo bene fratelli, in Italia non ce l'abbiamo scritto. Sì. La persona però non la molli in aeroporto con la paracaduti le sue settimane, 10 giorni, la curiamo, tutto quanto, la spediamo e la rispediamo dove sono. La deve riprendere. Tu sai che deve essere riaccolta. Qualcuno la deve riprendere questa persona. Vai lì in loco dove partono, ok, con l'esercito, abbiamo l'esercito, e fai partire solo chi veramente ne ha diritto dopo che hanno fatto richiesta e tutta una serie di cose. Punto primo. Punto secondo, lo SPRAR fatto in questa maniera vuol dire che il costo è molto più esoso, perché lo SPRAR innanzitutto devi garantire un insegnamento della lingua italiana, devi inserirlo nel mondo del lavoro, giustamente devi mandare i figli a scuola e lo devi comunque integrare. Quindi il costo non è 35 euro al giorno, ma ben più alto. Lo SPRAR è nato per accogliere chi ne aveva il diritto. Se te mi metti questi clandestini all'interno, scusami, se te mi metti questi, se te mi metti questi clandestini all'interno di un progetto SPRAR, vuol dire che voi non avete nessuna intenzione di rimpatriare chi non ne ha diritto. Ma okay? non stiamo parlando di clandestini. Richiedenti asilo, che stiamo parlando? No, il richiedente asilo diventa clandestino, non sicuro voglio usare questa parola, quando la sua richiesta di asilo è rigettata. Noi qui stiamo parlando di tutte di persone, ed è questo che ci dovrebbe fare indignare, che sono persone che hanno una richiesta di asilo in mano allo Stato italiano, che ci mette più di un anno per fargli sapere... Più c'è ricorso. Sì, ma il ricorso è un diritto, umano, riconosciuto, ma tu puoi fare l'indagine e persino il ricorso potresti metterci 2 mesi se avessi un sistema giudiziario che funziona in quanto adeguatamente finanziato. Io fossi in Europa, per esempio, la prima cosa che andrei a chiedere sono le risorse per migliorare il nostro sistema giudiziario dedicato a questo, perché è ovvio che finché non hai quello, c'è gente lì dentro ancora che è da un anno che sta lì dentro, un anno consecutivo lì dentro in attesa di risposta. Per fortuna non saprebbe come campare. Altrimenti dopo i clandestini ne parliamo, ma è un'altra questione, altro problema, altra cosa. Ma non è che loro siano contenti, nessuna persona è contenta di stare in una situazione di limbo. Ma volevo chiedere posso fare una domanda all'onorevole? Volevo chiedere una cosa. Allora, il sistema che l'Italia ha, per esempio, di ricongiungimento per motivi familiari, esempio, c'è in Italia un membro del nucleo familiare che ha il permesso di soggiorno, d'accordo? Ha la famiglia in un altro paese, dal paese fa la richiesta di ricongiungimento e una volta appurato che tu effettivamente hai i diritti per entrare, entri. Anche questo potrebbe, si fa per parlare, essere un sistema, cioè tu stai là, in qualche sistema, adesso internet, non è che voglio dire che sia, penso... Sì, ma il primo come arriva? Prego? Il primo della famiglia come arriva? No, tu sei giustamente richiedente asilo perché uno dei motivi è che hai la guerra nel tuo paese, c'è una lista, voglio dire, ovviamente la commissione caso per caso valuta. 3%. Però, no, la metà. 3% c'è la guerra. 3% no, il 50% fra protezione umanitaria e protezione sussidiaria, esatto, no, la metà. Però noi, per esempio, come paese, se uno dice, tu mi fai la domanda, una volta che io ho appurato, purtroppo nella mia lentezza, che io qua non dico che siamo veloci, assolutamente siamo allo stadio medievale, ma non solo su questo, purtroppo, una volta che tu ce l'hai, allora a questo punto a me costa meno pagarti il volo aereo e vieni, che tutto sto casino per arrivare, voglio dire, alla fine a che cosa? Il riconoscimento dello stato di rifugiato dopo quanto tempo? Tanto tempo, perché magari fai il ricorso e ti va bene, cioè è molto lungo il processo. Io appunto volevo chiedere se fare il processo inverso come per i motivi familiari.
Cioè tu da dove sei me lo chiedi e aspetti che io ti dico di sì, poi io ti pago l'aereo, perché a me economicamente mi costa meno. Sono chiamati corridoi umanitari di cui si stava parlando in questi giorni più o meno, no? Sì, cioè no, perché voglio dire, invertendo voglio dire il problema, che tu mi dici una volta che tu hai appurato che tu puoi venire, mi costi meno. Sì, e comunque sarai di meno come numero rispetto a tutti. Si sorvola un piccolo dettaglio a chi, scusate, si sorvola un piccolo dettaglio a chi giova questo meccanismo, a parte che ci sono già. Io sono stato all'ambasciata di Kampala, in altre ambasciate, e c'è un meccanismo di scelta di corridoi umanitari, ci sono. Non è questo, ma purtroppo. No, attenzione, questo è un corridoio organizzato dalle mafie internazionali e che ci guadagnano dal momento in cui partono e vengono mal informati nel posto di origine, dove dice quando andrà in Italia sarà tutto bello, tutto facile, e quindi questi si avviano in un percorso che è un percorso mortale per molti, ma non solo perché muoiono annegati, ma muoiono in mezzo al deserto, vengono usati in tutte le maniere possibili, ma non hanno nessuna difesa, quindi si avventurano in un percorso che è inimmaginabile, ma in questo percorso ci sono i bambini non accompagnati, poi qualcuno si inventa che l'accompagna perché la mamma ha detto, è venuto fuori l'episodio per cui hanno chiamato la mamma e la mamma ha detto me l'hanno rubato. Non ci credo, scusate. Non c'è stata nessuna denuncia. La denuncia è avvenuta quando hanno trovato il bambino e hanno cercato di trovare la madre perché il bambino era morto, no? E allora grandi tragedie. Ma quanti ne sono passati fino adesso e dove sono andati a finire? E ne abbiamo già parlato di trapianti di organo. Perché mica protesta uno che non ha fissa dimora, che non si è nemmeno segnalato verso il paese dove è arrivato. Se sparisce, chi è che piange? Chi protesta? Qual è l'autorità? Anche questa giovane che è morta. Io ho seri dubbi. In una situazione di questo genere, chi è effettivamente il colpevole? Questa è vessazione, non so se c'è... È lo Stato italiano che compie dei reati, perché non mette questa gente in situazione di sicurezza, non dico che deve star bene, ma quantomeno di sicurezza. E attenzione, io sentivo prima delle proposte, però essendo anche un imprenditore, io so che se devo fare una cosa o la faccio nei termini giusti o scappa, non è che io posso aspettare di prendere decisioni a lungo termine, perché se no si ferma il mondo. Ma lo Stato italiano può non prendere decisioni o scaricare uno con l'altro, il prefetto con il sindaco il presidente di regione, adesso le province non ci sono più, ma comunque ci sono, ci costa una barcata di soldi più di prima, articolo di stamattina, e tutti scaricano barili. Io vorrei il capro espiatorio, a chi tagliare la testa. Allora, se uno sa che gli taglio la testa se sbaglia, cammina dritto, no? e siamo a posto. Se no è uno scaricabarili questo. Non è che se io prendo queste 1500 persone e le distribuisco sul territorio senza una organizzazione, sono in grado effettivamente di gestirle. Perché per esempio io ho sentito una delle proposte, ogni 1000 abitanti 2 persone, ogni 2000. Sì, per le città metropolitane due. Allora, ci sono dei comuni che sono in grado di ricevere, perché questo non basta soltanto dargli un alloggio, bisogna seguirlo, anche seguire queste 5, 6, 7 persone, bisogna seguirle, bisogna che imparino qualcosa. Quindi poi può essere anche un sistema per aumentare, diciamo, l'assistenza e quindi assumere delle persone che siano in grado di assistere quest'altra, e quindi può essere un vantaggio. Ma credo che bisogna mettere in piedi un'organizzazione, capire anche solo uno scambio di informazioni, un comune che è riuscito a fare certe cose, che parli con un altro comune. Quando è venuto il sindaco appunto di Cogne,
Di Cona, sì. Di Cona. Ha detto: io sono stato in Vaticano e mi hanno spiegato un sacco di cose che io non sapevo, perché non è che uno nasce saputo, come si diceva una volta, no? E io imparo facendo, sbaglio, uno dice: guarda, invece di far così, fai colà, vedrai che ti riesce, e imparano. Ma c'è questa organizzazione, c'è questo collegamento, c'è una riunione dei sindaci, dei responsabili dei comuni, che si riunisce e discute e dice qual è la strada migliore, oppure unifichiamo certe situazioni. Non lo so, è tutto da immaginare, nessuno può immaginare come fare, ma una cosa è certa, che non basta soltanto discutere, ci vogliono provvedimenti in tempi reali. Ecco, c'è da dire che a questo proposito la novità che sta introducendo il ministro Minniti è il reintegro dei centri di permanenza per il rimpatrio. Specificano che non sono i centri, i vecchi CIE sostanzialmente, ma delle nuove strutture che saranno più snelle, dovrebbero essere dei centri piccoli, 80-100 posti al massimo, uno per regione, ma Valle d'Aosta e Molise sarebbero escluse, per circa 1500-1600 posti da individuare per appunto rimpatriare poi chi non ha diritto alla permanenza in Italia. Questo è un primo passo. Sono delle proposte che saranno, come dicevo, presentate la prossima settimana nel corso della conferenza Stato-Regioni. Ecco, poco fa è passato un SMS del sindaco di Agna, Gianluca Piva, che doveva essere con noi questa sera come ospite, ma che è rimasto bloccato dalla neve, però gentilmente ha mandato questo SMS nella quale appunto Agna è un comune che si trova in mezzo tra San Siro di Bagnoli e Conetta, quindi praticamente questa sorta di distretto del migrante dove sono concentrati 2000, in altri periodi 2500 migranti, e in questo fine settimana c'è una delle due manifestazioni che si tiene, va proprio da Conetta fino ad Agna. Allora lui si domanda come mai questa manifestazione debba finire proprio nel suo comune, visto che è quello che non ha, non ci sono basi, e lui ne legge un'intenzione politica, diciamo, quindi ci sia sicuramente dice politica, cioè è il comune dove in questo momento ha più disagio, perché non ha gli immigrati nel territorio, gli hub, però tutto il giorno gravitano al mercato di Agna la domenica, nel centro di Agna, e quindi poi si danno 500.000 euro alle amministrazioni comunali come indennizzo? Sì, la chiamo marchetta, io non indennizzo, per sostenere però alla fine comuni come Agna, che tutto il giorno poi ce li hanno stazionati lì, perché a Conetta non c'è niente, ci sono campi, a Bagnoli non c'è niente, l'abbiamo visto nelle immagini, sono tutti quanti a Agna, e ad Agna non viene dato comunque riconosciuto nulla, e purtroppo anche loro hanno delle difficoltà nel territorio, insomma, quindi penso che certo, un territorio che è interessato, dovrebbe essere distribuito che ne risente. Tutto il territorio, Agna compreso, insomma, una parte anche per la sistemazione dell'area urbana, visto che fa il disastro in giro. Certo, adesso dobbiamo andare in pubblicità. Appena rientriamo sentiamo anche la voce dei cittadini, dei comitati sia di Conetta che di San Siro, e dopo daremo anche un'occhiata a quelli che sono i numeri di questo fenomeno. Primi giorni dell'anno è il momento anche in cui arrivano un po' i bilanci dell'anno precedente, e vedremo, da tra poco.